Donne, ragazzine violate, abusate, raggirate, da sconosciuti incontrati in discoteca, ma pure da uomini adulti che magari sono i compagni delle proprie madri. Le violenze sessuali, i maltrattamenti su donne, ma anche su minorenni, hanno tante sfumature, ma lo stesso diritto negato di essere rispettate. La sedicenne che mentre balla in un locale l'assisa sul Garda accetta l'offerta di un poco più che coetaneo di uscire a fumarsi una sigaretta, lei forse pensa di aver fatto colpo su di lui, si lusinga, come giusto, faccia un adolescente, ma bastano pochi minuti per capire che quel ragazzo quasi imberbe, tanto gentile, ha solo un obiettivo, quello di violentarla. La trascina nel parcheggio, lei lo implora di smettere, lui prosegue. La giovane non si perde d'animo, reagisce, denuncia l'aggressore che viene individuato dai carabinieri. Ha 18 anni, la sua vittima solo 16, sono entrambi olandesi. È invece italiano, padovano per la precisione, il 33enne arrestato per violenza sessuale nei confronti di una tredicenne. Lui si è difeso dicendo che la piccola era consenziente, ma com'è possibile avere il coraggio di una simile e assurda affermazione? L'uomo avrebbe costretto la minore a vedere un video porno e poi l'avrebbe molestata. La ragazzina viveva con lui e la madre, a cui l'orco aveva offerto un lavoro ed ospitalità. E poi c'è la modella di Montebelluna, più volte picchiata, mandata in ospedale, a detta di lei per le botte del compagno, un imprenditore trevigiano di 40 anni. Le foto dei lividi le ha pubblicate per qualche ora in un social network, come qualche giorno fa l'ex compagna di Massimo Di Cataldo. Prove di una prevaricazione violenta per la quale la ragazza ha sempre però ritirato le querele presentate. Storie di donne, ma soprattutto storie di uomini incapaci di relazionarsi con l'altra metà del cielo, uomini il cui unico linguaggio è quello della sopraffazione e della violenza.